Allora, Presidente, quali sono i punti in programma per i prossimi 5 anni per il suo consorzio? Allora, i punti principali sono la salvaguardia del territorio e sicuramente perché di logica è la nostra missione e quello che noi dovremmo fare, dobbiamo fare e facciamo già nel territorio. Abbiamo l'esempio noi come Alta Pianura Veneta, lunedì abbiamo l'apertura del cantiere sulle rotte dei Trissino. Credo che questo sia il terzo grande bacino. Io vengo da un territorio dove i bacini di laminazione o il bacino di laminazione in eccellenza nel Veneto, quello di Montebello, è già costruito ed è funzionante dal 1926, una struttura progettata e realizzata in 8 mesi in quei tempi. Io abito a poca distanza, quindi ho l'attività o l'azienda che è proprio sulla bocca di presa dal Gua e so l'importanza che ha avuto nel tempo questo bacino. Apriremo lunedì i lavori su quello di Trissino, praticamente un bacino di laminazione che raccoglierà l'acqua sempre dal Gua per circa 3 milioni di metri cubi, quindi sono opere concrete e non discorsi astratti e noi che portiamo avanti sul territorio. Ecco, questa è una cosa importante, una cosa che mi preme, ci preme e che abbiamo fatto anche in questo ultimo mio periodo, perché ricordo che ho sostituito il mio predecessore Antonio Nani, tragicamente scomparso il 9 aprile del 2014, in questi 7 mesi praticamente di nostro ultimo periodo della passata amministrazione fino a dicembre. Quindi già fin dall'inizio io ho sempre insistito sul discorso della comunicatività, comunicare esternamente quello che è il nostro lavoro, perché noi siamo come le formiche, lavoriamo e pensiamo che una volta che è risolto il problema questo finisca lì. Se purtroppo dobbiamo fare opinione e dobbiamo essere più presenti anche sulle scuole, abbiamo un progetto importante e abbiamo messo anche a disposizione delle risorse perché i ragazzi capiscano quello che è il discorso acqua. Non a caso che prima del discorso che ho fatto io dico sempre che non siamo proprietari di nulla, ma siamo custodi del nostro periodo, del nostro tempo. Ecco, noi dobbiamo e abbiamo l'obbligo di custodire il miglior modo possibile questo territorio e consegnarlo alle generazioni future messo in maniera magari migliore di quello che abbiamo ricevuto noi, visto che negli ultimi anni la desertificazione agricola, dico questo perché l'insediamento urbano ha desertificato l'agricoltura, ha desertificato il mondo agricolo, il mondo del verde, insomma e quant'altro. Quindi abbiamo urbanizzato, abbiamo desertificato dall'altra parte. Adesso cerchiamo in qualche maniera di rimediare, se per quello che è possibile, e cerchiamo di consegnare ai nostri figli, al futuro, un territorio che sia integro il più possibile, salvaguardando dalla collina alla montagna fino alla pianura più estrema, ecco, facendo dell'acqua la nostra bandiera di vita.